Grande, grandissimo, le nostre telefonate sono state un supporto in questi giorni. Io ho solo due, buonissimo, un plauso e un grazie a tutti. Ho imparato da Salvatore che per quanto possa essere critico, lui è un critico buono. Bravo. L'avvocato difensore. Io quando già vi ho ringraziato, poi io. Ho capito, ma paura di piangere, ho capito. Con i 15 anni lascio tutti. Lo so. E la facciamo mia. Un momento, lo so che questo è un Siamo io e momento. mia mamma. E mia mamma a Salvo, a lui, a Daniela, con Gina, una grande. Anzi, però ho visto che era sempre, lei eravamo quindi che cosa dire? Difetti non abbiamo. Vedo con piacere sempre il padre Lachina che mi fa mettere sta rosa per mia mamma, è la cosa che io con il cuore aspetto e la rubo dietro il convento, padre, tutti gli anni. La rosa che lei ha visto la rubo dietro il convento, tutti gli anni mi aspetta, io te lo dico, se ci manca la rosa ti devo rispettare. Posso dire il coda del gruppo femminile, insieme a Rosalia che ho visto che sei splendida Rosalia, ma la nostra Maria Maria dalla Francia, moglie di Paolo, Maria di Pilio. e io mi inginocchio e ti do a te le Allora, sapete che io sono timida, allora parlerò poco. Anche tu. Ringrazio la Madonna delle Milizie, perché se non ci fosse la Madonna delle Milizie io non sarei qui. Grazie. È vero, hai ragione. Allora, Loredana. Oh. Loredana Marino di Catania, Questa è la mia sorellina. che ha partecipato dal primo anno. È vero, anche lei è una delle decane Maria. dell'altro gruppo. Allora, anch'io ho qualche difficoltà, diciamo, a parlare, quindi grazie a tutti i partecipanti, a coloro che si sono aggiunti quest'anno. Quello che mi è molto piaciuto quest'anno è stato questo ridimensionamento, perché si dice meno siamo meglio è, però detto così suona un po' male, meno siamo più c'è la possibilità di interagire tra di noi, di conoscerci, anche se non con tuttissimi allo stesso modo, però sicuramente è stata un'interazione diversa da quella che ho vissuto negli ultimi anni. Il sesto anno anche per me, anche se 2 anni fa
mi preparavo a Compostela, quindi non ho camminato. Quest'anno ho camminato un po' meno, però quest'anno per esempio oltre a fare la conoscenza di tanta gente nuova, di tanta gente bella, mi ha dato la possibilità di condividere un cammino con una persona a me molto cara, con Fiorella. E lo aspettavo in qualche modo questo cammino, perché nei giorni passati c'è stato, diciamo, un dibattito che mi ha un po' infastidito e che mi ha portato a giudicare le persone, in particolare Salvo Picciano, al quale chiedo perdono, perché ho avuto... Ma tu devi essere così, uno nella vita deve essere quello che è, l'importante è capire quando uno sbaglia. Tu per me non hai sbagliato. Io sono quello che so, io sono abituata a dire le cose. Ma io ti voglio bene ugualmente, Maria. E anche io te ne voglio, però è giusto da parte mia chiederti perdono per il discorso che ti ho dato. Buonanotte. Buonanotte, buongiorno. No, buonanotte, buongiorno. Buonanotte e buongiorno, vedi? Buonanotte. Salate tutti. E quindi comunque questo confrontarmi, guardare questo fratello negli occhi, fargli la battuta, cazziarlo, sentirmi cazziata e farlo ridere, è il modo che io amo di affrontare le cose, il modo che preferisco per affrontare le cose. Basta. Bravo. Vedrai domani come... E invece, ascoltami, è invece importante chiedere perdono. Quando uno sbaglia, la prima cosa io l'ho imparato dai miei figli e l'ho